siamo fermati a casa di Ale perché doveva prendere gli scarponi. Stanotte ci facciamo la prima notte al Giau nella macchina camperizzata. Tu mi hai fatto scendere questa roccia? No, questa roccia no, da dietro. Abbiamo parcheggiato al Passo Giau, siamo arrivati circa alle 9, 9 e un quarto e adesso abbiamo fatto un po' di foto che vedrete in sovrimpressione. Adesso è da 2 ore che stiamo tentando di cucinare il risotto, solo che l'acqua ancora non bolle, penso per via del freddo, perché in teoria dovrebbe bollire prima in esatto, montagna. dovrebbe bollire prima in montagna, solo che non bolle. Magari è finito il gas, non sappiamo neanche questo, perché la fiamma non sembra molto viva. Abbiamo intenzione di dormire in macchina, e questa è l'inaugurazione della macchina. Poi farò un video con un tour completo quando sarà finita, perché adesso manca una parte da verniciare e alcuni accessori. Adesso era la notte per provare la struttura. Buon appetito. Buon appetito. Sarà che l'abbiamo aspettato un'ora. Tempo di cottura 20 minuti dopo la bollitura. Un'ora per bollire. 25 credo l'abbiamo lasciata alla fine. Ci siamo messi sotto i sacchi a pelo. Volevamo fare altre foto, altre riprese, però fa freddo, tant'è che abbiamo acceso il riscaldamento. Perché possiamo. Perché possiamo, sì. Però dai, sembra possa andare bene la prima. Adesso ci vediamo domani. A meno che di imprevisti, perché non si sa mai su montagna. Buongiorno. Buongiorno. La notte è stata freddissima, siamo andati senz'altro sotto zero. Adesso sono le 6, ci siamo svegliati nella nuvola. Il buon Sandro si sta cambiando e poi vediamo. Non avrai i miei biscotti. Adesso scendiamo verso San Vito, andiamo a fare colazione da Fiori e poi torniamo a casa. Grazie. Bene, adesso abbiamo mangiato da Fiori e il nostro video finisce qui.
Oggi vi abbiamo portato qualcosa di un po' diverso. Niente passeggiate, Niente tende, niente passeggiate, niente rifugi, niente strudel. niente strudel. Però comunque panorami e l'inaugurazione del cassone qui. Della cassa da morto. Per dormirci. Speriamo vi sia piaciuto e alla prossima. Bella.